Un cordiale saluto a tutti i cittadini di questo nostro Friuli Venezia Giulia da Fogolar Civic e Fogolar Politic Europa Aquileiensis. Allora, che cosa augurarsi come civisti, come cultori di un ideale di dignità, di una cittadinanza, di una gente comune oggi è sempre più strafottente, di una società assuefatta in larghissima parte a dinamiche di potere e di prepotere. Come civisti, prima di augurarsi un ampliamento pur remotissimo della partecipazione popolare, è necessario, io credo, chiedersi quali possano mai essere oggi i contenuti e la profondità della partecipazione stessa. L'Occidente, il nostro Occidente, vive oggi un'emergenza antropologica, un'emergenza culturale, esistenziale, della quale i femminicidi costituiscono solamente una campana di un concerto tragicamente stonato. Una musica assordante, incapace di armonia, solamente chiasso, un chiasso utile a non pensare, a non dialogare e quindi a dividere o ad unire attorno al nulla, al vacuo, all'effimero. Piazze affollate da gente sola, falsamente, amaramente festante, cullata nell'illusione di una superficialità gaudente, libertina, senza limiti, senza sentimenti soprattutto. Per questo mondo, per questa società, allora, per questi cittadini, noi civisti dovremmo continuare a chiedere, a rivendicare diritti di partecipazione, diritti di democrazia. Forse lì volevano arrivare i poteri che tutto questo hanno caldeggiato, promosso, sostenuto, incoraggiato, a far temere come insostenibile e devastante l'espressione di un popolo ogni giorno, anche nel proprio privato, sempre più irresponsabile. Questo vale senz'altro a partire da casa nostra, da questa Udine da cui parlo, da questo Friuli Venezia Giulia, da questa Italia, da questa Europa, da questa Mitteleuropa che amiamo tanto, di cui parliamo tanto. Insomma, l'augurio per tutti è quello di invertire la rotta, di riconquistare o di reinventare un'umanità vera, degna veramente di essere vissuta, a partire dai nostri borghi, dai nostri paesi, dalle nostre città. Ecco, questo è l'augurio di Fogolar Civic e di Fogolar Politic Europa Aquileiensis a questo nostro Friuli Venezia Giulia, ma a questi nostri popoli, a questa Europa aquileiese che insomma condivise nei secoli passati qualche elemento culturale e di civiltà, comune. E allora questo è l'augurio per l'entrante 2024, quindi buon principi, buon anno, srećno novo leto, frohes neues Jahr.